Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Soverato è la città con i redditi più alti, tra i capoluoghi Cosenza e in testa ultima è Crotone, il comune più povero è Torre Ruggero, la classifica stilata dal Ministero delle Finanze. I precari e i più deboli devono essere esentati dal ticket per le prestazioni sanitarie. La proposta arriva ai deputati calabresi del Movimento 5 Stelle. Spostata sabato prossimo l'assemblea del PD, già programmata per domani. Il presidente Vallone ha previsto un'intera giornata di confronto in preparazione del congresso regionale. Sarà la magistratura a stabilire le cause della morte del neonato avvenuta nella giornata di domenica nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Cosenza. Domani sarà effettuata l'autopsia. Rapinatori costretti alla fuga dai clienti. È accaduto nell'ufficio postale di Tropea. I malviventi hanno tentato di rapinare la cassa, ma le urla dei clienti li hanno costretti a desistere. Buonasera dalla redazione TG10. Dunque Cosenza risulta la città più ricca della Calabria a fare i capoluoghi di provincia, ma la vera sorpresa è Soverato, città del Catanzarese, che si colloca a metà della classifica nazionale con un reddito medio di 20.000 euro. Il comune più povero è Torre Ruggero, i dati vengono dal Ministero delle Finanze. Sentiamo. La Calabria tra le regioni più povere d'Italia, lo sapevamo, non c'è quasi notizia a confermarlo i dati pubblicati dal Ministero delle Finanze relativamente ai redditi del 2015. La sorpresa c'è ed è interna alla regione perché la città calabrese più ricca è Soverato, che con un reddito medio superiore ai 20.000 euro si posiziona a metà della classifica nazionale. Così Soverato capitalizza la sua bellezza. In regione al secondo posto troviamo Rende, la città del Campagnano, è da sempre considerata solida. Anche qui il reddito medio supera di poco i 20.000 euro. Per quanto riguarda invece i capoluoghi di regione, a vincere la sfida è Cosenza con un reddito medio pari a 19.000 euro, seguita da Catanzaro, la differenza è in pochi euro, poi Reggio Calabria con 18.000 euro, la città dello Stretto è meno ricca di Castrolibero nel Cosentino, quest'ultima segna un reddito medio pari a quello di Catanzaro. Tra le meno appetibili Vibo Valencia con 17.000 euro, infine Crotone con un reddito medio dichiarato pari a 16.000 euro. Molto più ricche, secondo la classifica del Ministero, città piccole come Mendicino e Paola. Dall'analisi dei numeri emerge che il reddito pro capite in Italia è cresciuto dello 0,7% rispetto all'anno precedente, numeri che ci raccontano diverse Calabrie e territori in cui qualità della vita, valorizzazione delle risorse naturali, amministrazioni stabili contano nel benessere delle singole famiglie. Il progetto complessivo dello sviluppo di un'area si ripercuote inevitabilmente sul reddito, e cioè sulla disponibilità monetaria della famiglia. I dati del Ministero delle Finanze testimoniano poi quanto il turismo sia trainante per l'economia dei luoghi. Soverato e Cosenza hanno investito molto negli ultimi anni in eventi che hanno richiamato migliaia di persone. A chiudere la classifica regionale e nazionale un paese del Catanzarese, Torre di Ruggero, con 9.000 euro di reddito. Il Ministero restituisce come ci sia una terra, la nostra, più velocità con il divario tra le zone interne e le città. E a proposito di due velocità e delle difficoltà in cui si barcamenano i calabresi, molti calabresi, soprattutto quelli che hanno a che fare poi con la sanità e i costi della sanità, c'è una missione da parte dei 5 Stelle che dicono in Parlamento lavoreremo per rimuovere le gravi disuguaglianze sull'accesso alle cure, quanto affermano i parlamentari del movimento eletti in Calabria, che definiscono una priorità l'esenzione del ticket per i poveri e i più deboli. Sentiamo. Curarsi è un problema per chi non ha soldi, lo dicono le statistiche, così i parlamentari del Movimento 5 Stelle avanzano la proposta di una esenzione del ticket per le prestazioni sanitarie per i precari e i più deboli. Il diritto alla salute, affermano, non può subire discriminazioni di sorta. Tutti d'accordo i pentastellati. In Calabria, scrivono, ci sono migliaia di persone che per mancanza di possibilità economiche scelgono di non curarsi. La gestione della
della sanità, sottolineano, gravata da tagli impressionanti, risponde a puri parametri di ragioneria e non considera il paziente in tutta la sua individualità come portatore di diritti insopprimibili. Nella nostra regione poi i parlamentari grillini denunciano quello che definiscono un imbroglio spaventoso con il piano di rientro, perché un credito di 2 miliardi con lo Stato è diventato un debito della regione che dal 1999 ad oggi non ha avuto dai vari governi quanto ha effettivamente speso per la cura dei malati cronici, degli ipertesi, diabetici, cardiopatici e così via. Nella scorsa legislatura, si precisa nella nota, il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge a firma Nesci per l'uscita della Calabria dal piano di rientro, per recuperare le risorse necessarie alle migliaia di assunzioni di nuovo personale sanitario e per assicurare la gratuità delle cure a chi non può permettersele. Insisteremo su questa linea, concludono. La Calabria non merita servizi sanitari da terzo mondo né ingiustizie, storture da regime. Ancora per la politica, rimandata sabato prossimo l'Assemblea del PD, già programmata per domani. Il Presidente Vallone ha previsto un'intera giornata di confronto in preparazione del Congresso nazionale. Sul momento che vive il Partito Democratico in Calabria abbiamo sentito il coordinatore regionale di Area Dem, Franco Laratta. Sentiamo. Il PD ci ripensa e aggiorna l'assemblea del partito, prevista per domani, a sabato prossimo. È stato lo stesso presidente Peppino Vallone a comunicarlo ai compagni. Lo slittamento si è reso necessario per consentire alla segreteria regionale di predisporre l'elenco di tutti gli iscritti a parlare. E visto che sono in tanti, occorre più tempo per organizzare, ma anche per consentire al presidente Oliverio di procedere all'operazione di rimpasto della Giunta. Passaggio che dovrebbe concretizzarsi entro il 6 aprile. Come si ricorderà, nella prima riunione di lunedì scorso è stata votata all'unanimità la proposta avanzata da Carlo Guccione di aggiornare la seduta al 5. Adesso c'è qualche giorno in più a disposizione. Vallone ha previsto un'intera giornata di discussione. L'assemblea, che si terrà nel centro agroalimentare dell'area industriale di Lamezia, infatti, si aprirà alle 10 per concludersi alle 18:30 con le operazioni di voto. I partecipanti saranno chiamati a discutere sul futuro del partito e sulla prima convocazione del congresso regionale per scegliere il successore di Ernesto Magorno. Il neosenatore ha fatto sapere già da tempo che non ripresenterà la sua candidatura. Sarà interessante vedere su quali basi si riorganizzerà il PD, se e come le varie componenti si muoveranno, ammesso che esistano ancora, dopo la sconfitta del 4 marzo. Di certo sarà molto difficile che l'area renziana, fino a ieri influente ed egemone, possa ancora dettare la linea del partito e imporre le scelte. In discussione c'è non solo una crisi piuttosto dura, imprevista di questa dimensione del partito, ma quanto nella forma stessa del partito, di come oggi un partito che ha strutture tradizionali che ormai non funzionano più, ha un approccio anche un po' datato, è l'unico vero partito in senso tradizionale in questo paese, ma come si può continuare a fare politica, a fare attività politica sui territori in questa crisi, in questo contesto, che quindi non è una bocciatura solo del partito, ma del modo di essere partito, e non tutti noi questo l'abbiamo compreso. Per questo io, quando sembro un po' critico, forse anche un po' troppo critico, è che non capisco queste liturgie, questi modi di continuare a ragionare di congressi, di circoli, di sezioni, anche il linguaggio datato, ad esempio, con cui abbiamo condotto la campagna elettorale, il modo anche di organizzare la campagna elettorale è quella degli anni 70. Quindi decisamente noi dobbiamo trovare una soluzione diversa ad una crisi gravissima che vive la politica in Italia. Il 4 di marzo è successa una rivoluzione, che possiamo nasconderlo, è finita la Seconda Repubblica, ammesso che ci sia mai stata, sì, quindi è finita però quello che c'era, è finito un sistema, è finito un modello, però il corpo elettorale non ce ne ha restituito uno nuovo, ha detto quello è finito. Ma la cosa paradossale è anche un'altra, se vogliamo essere, cioè ad esempio viene punita una forza di governo come il Partito Democratico, e di un governo, parlo di quello Renzi e Gentiloni, che comunque ha dato risposte, ha aiutato a uscire questo paese dalla crisi. E per fare un esempio, la Calabria è tornata centrale nel sistema nazionale, ci sono risorse finanziarie nelle casse della regione, però viene punita proprio il fatto che
poi non si è tradotto in risultati concreti. La gente non ha visto, non ha capito, noi siamo stati inadeguati completamente, il partito non ha funzionato, in Calabria il partito non c'è stato, è stata un po' una cozzaglia di un po' di tutti noi, ma non c'era un sistema per poter organizzare una campagna elettorale decente. E l'appello della CGIL alla politica: è necessario ascoltare il disagio che c'è in Calabria, serve un cambio di rotta con investimenti e lavoro. Sentiamo. Come sempre le statistiche ci restituiscono l'immagine di una Calabria in affanno, dove gli effetti della crisi sono stati devastanti e così il disagio sociale cresce, dilaga il precariato, la povertà aumenta e i giovani sono costretti a fare le valigie. Allora, come invertire la rotta? Per il sindacato la politica intanto deve ascoltare il disagio del Sud. Ormai si è consolidata l'idea che la politica nel Sud non ha dato le risposte che ci si aspettava, il voto il 4 di maggio è stato eclatante. Ora è bene che la politica si interroghi sul perché il Sud ha votato la rabbia e il disappunto verso una politica che non è riuscita a creare quelle protezioni sociali e dare risposte sul lavoro, sugli investimenti, sul mezzogiorno, sul Sud, sui giovani, ed è evidente che bisogna che si avvii una inversione di rotta. In Calabria è necessario che si parta dal lavoro e dagli investimenti. Per la CGIL in Calabria è necessario un nuovo patto sociale per il lavoro e lo sviluppo che assuma la legalità come precondizione necessaria. Ma quali le proposte del sindacato per favorire lo sviluppo? Dal piano dell'assetto idrogeologico, la manutenzione del territorio, ha un'idea di mettere gli investimenti anche per creare un lavoro che parte da una delocalizzazione. Noi il 12 aprile faremo un'iniziativa nazionale a Chivetaro dove presenteremo anche una proposta di sviluppo per il Mezzogiorno con un'agenzia nazionale che possa mettere a sistema gli interventi, quindi ci aspettiamo che la politica su questo sia attenta anche a dare delle risposte immediate. La Calabria non può più aspettare. Apriamo la pagina di cronaca, dramma all'Annunziata di Cosenza dove un bimbo è morto poco dopo la nascita. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia. La Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte di un neonato all'Annunziata, una Pasqua che 2 giovani sposi non dimenticheranno. Il loro bambino, il primo figlio, un maschietto a cui avevano già scelto il nome, è nato e poi è morto. Il dramma, lo smarrimento, la rabbia, una gravidanza senza particolari problemi, gli accertamenti di rito in ospedale, il parto naturale e la tragedia. Una sequenza di eventi che non doveva avere quell'epilogo. I genitori, gli stessi medici colti di sorpresa nei corridoi del reparto di ostetricia e ginecologia dell'Annunziata. Non è risuonato il pianto, il vagito del piccolo, la vita che si rinnova e dà gioia, ma il silenzio agghiacciante di un corpicino che si è solo affacciato al mondo e senza un perché è andato via. La mamma e il papà del piccolo, residenti a Cosenza, hanno presentato denuncia al posto di polizia del nosocomio. Vogliono sapere cosa è successo, capire per non impazzire di dolore, accertare qualora ci fossero delle responsabilità in un fatto così grave. Sequestrate le cartelle cliniche, il pubblico ministero Maria Giulia D'Andrea ha disposto l'autopsia sul corpo del bambino. Non è stata avviata un'indagine interna al nosocomio. I vertici dell'azienda ospedaliera hanno chiesto ai sanitari una relazione su quanto accaduto. Quella sera in servizio c'erano medici e paramedici esperti. Pare non ci sia stato nulla di anomalo nella gestione della nascita. Che cosa è successo allora? Perché il bambino non ce l'ha fatta? Sarà l'esame autoptico a dare le risposte. Il fiocco azzurro, listato a lutto, i sorrisi trasformati in pianto e quei giorni ora vuoti che i genitori non si sarebbero mai aspettati. È stato convogliato dal GIP di Catanzaro il fermo di Mario Riccelli, carrozziere di 64 anni che venerdì scorso a Montano nel Catanzarese ha ucciso con 3 colpi di pistola il pensionato Antonio Ranieri di 79 anni. Sentiamo. È stato convalidato dal GIP di Catanzaro il fermo di Mario Riccelli, il carrozziere di 64 anni che venerdì scorso a Montauro nel Catanzarese ha ucciso con 3 colpi di pistola alla testa il pensionato Antonio Ranieri di 79 anni. L'omicidio, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della compagnia Cioverato e del reparto operativo del comando provinciale di Catanzaro, sarebbe avvenuto al culmine di una lite per alcuni canoni d'affitto che Riccelli doveva a Ranieri.
Non so cosa mi sia successo, è stata la frase che Riccelli, in presenza del suo legale di fiducia Antonio Ludovico, ha pronunciato davanti al GIP Pietro Carè, mostrandosi affranto per quanto è avvenuto. Rispondendo alle domande del giudice, Riccelli ha spiegato che alla base dei contrasti con Ranieri vi erano alcune mensilità non pagate per l'affitto di un immobile, con rate da 300 euro l'una, che Riccelli però sosteneva di aver compensato effettuando i lavori di riparazione sull'auto della vittima. A rappresentare la pubblica accusa nel corso dell'udienza di convalida c'erano il procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e il sostituto procuratore Corrado Cubellotti. Il GIP Carè, nel convalidare il fermo di Riccelli, ne ha confermato la detenzione in carcere. A Serra San Bruno adesso, dove per una rissa scoppiata fra giostrai sono state arrestate 5 persone. Vediamo. Rissa di Pasqua a Serra San Bruno. Un animato diverbio tra due famiglie di giostrai si è presto trasformato in uno scontro violento con calci, pugni e addirittura spranghe. Le due fazioni hanno iniziato a discutere in merito al posizionamento di alcune giostre itineranti di loro proprietà in un appezzamento di terreno in località Santa Maria del Bosco, luogo di particolare attrazione turistica non solo per la sua bellezza naturale, ma perché è punto di riferimento per i fedeli legati a San Bruno. Fatto sta che alcuni sostenevano che in quel territorio non potevano sostare le giostre itineranti dell'altra famiglia. A quel punto, avvertita da qualcuno evidentemente preoccupato per l'evolversi del diverbio, è giunta una pattuglia dei carabinieri, ma nonostante i continui inviti da parte dei militari dell'Arma a mantenere la calma, i toni si alzavano sempre più, tanto da far convincere il capo equipaggio della pattuglia intervenuta a richiedere l'ausilio di altri militari. Intanto i giostrai hanno iniziato a colpirsi con calci e pugni incuranti dalla presenza dei carabinieri e dei loro tentativi di dividerli. Alcuni hanno iniziato ad usare anche aste di ferro lunghe quasi 3 metri. Nella circostanza sono stati colpiti anche i 2 carabinieri, uno dei quali è stato raggiunto al volto, riportando contusioni non gravi. Le ostilità sono finite con l'arrivo dei rinforzi. Alla fine sono stati arrestati Angelo Capomolla di 48 anni, Domenico Capomolla di 25, Francesco Capomolla di 21 e poi Cristian Valenti 21 anni e Marcello Valenti 56, tutti residenti a Serra San Bruno. Presente attivamente alla rissa anche un minore che è stato denunciato. Altri fatti, altre storie nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo insieme. Tentano di rapinare l'ufficio postale, ma vengono messi in fuga dalle urla delle persone che erano all'interno. È accaduto a Tropea, dove in 2 hanno tentato il colpo nel giorno del ritiro delle pensioni. Dopo aver fatto irruzione nei locali hanno minacciato i presenti, ma poi le urla e l'arrivo dei carabinieri, che sono stati allertati dai dipendenti, hanno fatto desistere i 2 malviventi al loro intento. Fuggiti senza bottino, ora sono ricercati dai carabinieri della compagnia di Tropea. Ruba il messale alla messa di Pasqua, è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri di Cosenza un 48enne al termine di una rocambolesca fuga. Il furto è accaduto all'interno della piccola cappella presente all'ospedale Annunziata di Cosenza. Colpi di arma da fuoco contro l'auto di un pensionato di Caccuri nel Crotonese. Il danneggiamento della vettura è avvenuto in un terreno agricolo del pensionato. Sull'accaduto indagano i carabinieri. È ancora ricoverato in ospedale a Catanzaro l'ex sindaco di Guardavalle Giuseppe Tedesco, raggiunto da colpi di arma da fuoco esplosi da un vicino mentre era in giardino. Futili motivi alla base del gesto. Dopo aver sparato, l'autore del ferimento, un muratore 60enne incensurato, ha rivolto l'arma contro se stesso, esplodendo un colpo. Quando i carabinieri sono giunti sul posto lo hanno trovato ferito nella sua auto. Adesso è piantonato in stato d'arresto in ospedale, dove è stato ricoverato per una ferita al torace. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata nella notte al largo della costa tirrenica calabrese in provincia di Vibo Valentia. La scossa si è verificata ad una profondità di 64 km. I comuni più vicini all'epicentro sono Ricadi, Tropea e Drapia. Ha commosso tutti la storia del piccolo ivoriano Sissè, che raccontata da Franco Corbelli in un libro, adesso è arrivata anche nelle mani di Papa Francesco. Sentiamo. La favola del piccolo Sis è la storia del bimbo ivoriano che, dopo lunghe peripezie, ha ritrovato i suoi genitori. Una favola a lieto fine che, raccontata da Franco Corbelli, ha suscitato l'attenzione di Radio Vaticana per arrivare poi fino a Papa Francesco. Il pontefice adesso ha una copia di questo libro che racconta la tragedia epocale dell'immigrazione. Questo libro è stato consegnato a Papa Francesco. E questa è una notizia bellissima, per me motivo di grande gioia. Io sono certo che Papa Francesco apprezzerà non solo, ma si commuoverà, perché attraverso la storia del piccolo Sissi noi abbiamo raccontato tutto il dramma dell'immigrazione e in questo particolare momento di grande difficoltà
rispetto al tema dell'accoglienza, credo che sia un messaggio forte, importante, far capire che ce la possiamo fare ad accogliere, a salvare tanti bambini, tanti purtroppo continuano a morire nel maledetto mare Mediterraneo, ma il piccolo Sissi ce l'ha fatta. Allora ricordare quella storia è un messaggio importante, è un messaggio di pace, di speranza. È una storia purtroppo attuale. Io ho voluto titolare questo libro La favola del piccolo Sissi, perché è vero che è una favola, ma a differenza delle grandi fiabe, come ho scritto, del passato, è una favola drammaticamente vera. E allora questa storia di questo bambino deve servire a far capire che il dramma epocale dell'immigrazione continua e continuerà purtroppo ancora per molto tempo. Noi dobbiamo avere il coraggio, l'onestà e la sensibilità di saperlo affrontare. Andiamo adesso a Siderno, cambiamo decisamente argomento per un dolce da record. Vediamo. È un grande successo che si ripete. La sguta di Siderno secondo la dizione autoctona, guta secondo altre etimologie, al centro di una grande attenzione popolare. Il megadolce sistemato lungo corso della Repubblica, il giorno di Pasquetta, e realizzato dai maestri pasticceri sidernesi, continua a suscitare vivo interesse. Gustosità, semplicità, aggregazione sono gli elementi di una manifestazione che dopo un periodo di stop negli anni ha ripreso vigore. In migliaia, provenienti anche da altri centri, si sono riversati sulla strada principale del noto centro ionico, certificando ancora una volta l'ottima riuscita dell'iniziativa. Naturalmente non solo gastronomia dolciaria, ma anche momenti di intrattenimento che già nella giornata di Pasqua avevano caratterizzato alcuni momenti. Una Siderno che ritrova il suo spirito popolare che tanto di buono aveva prodotto negli anni. Un esercizio di crescita e di valorizzazione di una comunità laboriosa che ha voglia di ritrovare slancio per riproporsi come realtà guida di una Calabria che vuole crescere. Chissà chi ha battuto il record mangiandone più degli altri. Vediamo adesso invece le previsioni del tempo per le prossime ore. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Le perturbazioni atlantiche sfilano dalla penisola iberica verso nord-est. Sul Mediterraneo centrale sono attivi venti da scirocco molto miti in seno ad un promontorio anticiclonico di matrice nordafricana. Ancora tempo stabile e molto mite quindi sul nostro territorio regionale. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani parziali velature continueranno ad offuscare un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Dalla serata intensificazione della nuvolosità a partire dai settori tirrenici, temperature in ulteriore lieve aumento ovunque. Passiamo ai mari e ai venti. Domani ancora venti da scirocco ovunque, tra deboli e moderati, con mare tra poco mosso e mosso sia il Tirreno che lo Ionio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. TG che finisce qua, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per averci seguito, arrivederci e buonasera. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.